Alcuni emendamenti su canoni e assegnazioni delle case ATER sono stati recepiti, ma ci sono ancora dei punti che andrebbero discussi. Così partono domani 3 incontri per fare il punto della situazione. La prima assemblea sarà alle 10 in via Dandolo, nell'auditorium della CGIL, presenti inquilini, sindacati e il primo cittadino Mario Conte. Nel pomeriggio l'assemblea si sposterà a Conegliano con il sindaco Chies, venerdì invece al centro Due Mulini a Castelfranco con la presenza di Marcon. È stato fatto l'emendamento che alza il tetto ISE per la permanenza nelle case popolari, che passa dai 20.000 previsti nella legge attuale a 35.000 per chi è già all'interno delle case ATER, mentre per i nuovi che entrano avendo un reddito ISE sotto i 20.000 euro la permanenza poi successiva scatterà dopo i 26.000 euro. Non solo, ma sono stati fatti dei correttivi per gli over 65 e per le famiglie che hanno dei disabili, ma ci sono ancora dei nodi da risolvere. Sostanzialmente riguardano il ricalcolo dell'affitto partendo da un tetto massimo di 35.000 euro, non più da 20, in modo che si abbassi l'affitto per chi ha un ISE più basso, che sia valutato attentamente il prezzo dell'immobile rispetto a dove è collocato. Da rivedere sarà anche la questione degli anziani che vivono soli e che non hanno ricevuto proposte per andare in appartamenti più piccoli e, rimanendo in quelli grandi, pagherebbero un affitto molto più alto delle loro possibilità. Poi, una volta fatta la nuova norma, bisogna vedere anche come coniugare quella parte in più che è stata pagata in questi mesi e trovare la soluzione di stornare i maggiori oneri che gli inquilini hanno faticato a pagare.